che positivo, il provvedimento durante l'estate non sarà riproposto, torneremo a discuterne a settembre, così il sindaco Conte dopo un vertice in prefettura sul futuro dell'ordinanza che scade sabato. Omicidio di Anica Panfili e la procura, nessuna pista alternativa a Franco Battaglia. Ora si attenderanno le motivazioni della sentenza di assoluzione per valutare un eventuale ricorso in appello. Il 3 luglio di 3 anni fa, il crollo del Serac in Marmolada che costò la vita a 11 persone, il dolore e il ricordo dei familiari, l'omaggio di un gruppo di amici, tra cui un sopravvissuto tornato sul ghiacciaio. Dopo le tragedie nelle acque del Piave, l'ultima domenica scorsa con la morte di una bimba di 9 anni annegata nel fiume, il prefetto di Treviso convoca i sindaci per studiare le iniziative da mettere in atto. Spresiano investe una ciclista e se ne va senza soccorrerla. Testimonianze e lettori targa permettono ai carabinieri di risalire ad un 48enne e denunciarlo. Primo giorno di applicazione dell'ordinanza regionale sullo stop ai cantieri nelle ore più calde, imprese che si sono adattate e impresari che chiedono di modificare gli orari di inizio lavori. La frana di San Vito di Cadore, riunione al comando dei Vigili del Fuoco, la statale resterà chiusa almeno altre 2 settimane, il tempo di montare dei sensori che blocchino il traffico in caso di pericolo. Lungo il Sile a Sant'Elena di Silea da 30 anni esiste un'area gestita dalla LIPU dedicata alle diverse specie di uccelli stanziali e migratori e da diversi anni è il rifugio delle cicogne. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Dunque in primo piano il vertice in prefettura questa mattina per discutere del futuro della zona rossa di Treviso, provvedimento che scade sabato. Ebbene, il risultato, il bilancio è positivo, per l'estate il provvedimento sarà sospeso, se ne tornerà a discutere a settembre. I risultati sono stati convincenti e abbiamo ottenuto l'obiettivo che era quello di liberare quella zona dalla presenza di alcune figure. Nelle ultime settimane poi si sono addirittura azzerati gli allontanamenti, segno evidente che il grande lavoro svolto dalle forze dell'ordine ha portato a un risultato importante. Scadono sabato i 40 giorni di sperimentazione della prima zona rossa di Treviso a ridosso del quadrante di Via Roma e della stazione e il bilancio fatto nel corso di un vertice in prefettura è più che positivo. Sono stati identificate e controllate 4.010 persone. Di queste 4.010, 14 allontanate in relazione ai precedenti penali di cui erano a carico e soprattutto per atteggiamenti che avevano tenuto in quel momento. Da diversi giorni non ci sono allontanamenti, si parla di zona tranquilla. Quindi il provvedimento che avevo adottato ha raggiunto il suo effetto. Lo replicheremo nel caso ci fossero avvisaglie di segno opposto. Dunque al momento, durante il periodo estivo, il provvedimento non sarà rinnovato, mentre restano monitoraggi e controlli, soprattutto legati al disagio giovanile. Non riproporremo in questa fase la zona rossa, ma verranno comunque rafforzati i controlli, soprattutto nei fine settimana, contro l'interperanza giovanile. Ma valuteremo poi a settembre se sarà il caso di riproporre la zona rossa quando magari ci sarà anche un flusso di persone maggiore. Durante l'incontro in prefettura è stato fatto un focus sulla situazione delle periferie nei comuni più grandi della Marca per mettere in luce eventuali situazioni di degrado in alcuni quartieri. Forse la città capoluogo è la città dove magari si possono individuare alcune zone, mentre nelle altre città periferiche, insomma da Vittorio Veneto o a Conegliano, non ci sono riscontri di concentrazione di unità abitative dove c'è un insieme di queste situazioni. Sottolineeremo che rispetto a 20 anni fa nelle periferie la tipologia e le caratteristiche della comunità sono cambiate, con una sovrapposizione culturale importante che porta in molti casi benefici, in alcuni anche alcune criticità che devono essere monitorate. Torniamo alla sentenza di ieri per l'omicidio di Anica Panfili. La procura spiega che non c'è nessuna pista alternativa a Franco Battaglia. Ora si attenderanno le motivazioni della sentenza di assoluzione per valutare un eventuale ricorso in appello.
Franco Battaglia per gli inquirenti rimane il responsabile della morte di Anica Panfile, la 31enne rumena trovata senza vita in un isolotto sul Piave Aspresiano il 21 maggio 2023. Nessun'altra pista per questo delitto. Ora la procura tenderà i 90 giorni per leggere le motivazioni della sentenza di assoluzione e per valutare quindi un eventuale ricorso in appello o la riapertura delle indagini. Intanto Franco Battaglia, scarcerato, è tornato subito al suo lavoro in pescheria a Spresiano. Il suo avvocato Fabio Crea ci ha spiegato gli elementi che hanno contribuito a questo risultato partendo proprio dai 2 alibi tecnici. La Wind dice che ci sono 2 momenti diversi a partire dalle 16:52 per 50 minuti. Il primo è che vi è una operatività sul telefono perché il codice che dà la Wind è un internet.wind. La seconda parte, dopo i primi 20 minuti, invece è un traffico gestorio, quindi passivo, che viene identificato con un codice IMS, quindi quello che è il dato oggettivo è il dato fornito dal gestore Wind. Il legale ha poi sottolineato altri 2 aspetti: quello che Battaglia, 79enne, da solo o in compagnia del fratello ultra 85enne, non potesse di certo aver sollevato il corpo della vittima, alta 1,75, 80 kg di peso, avvolta in un tappeto. E poi manca un movente del delitto. Un processo complesso affrontato, ci dice il legale, grazie a tutta la struttura dello studio e a tutti gli avvocati che lo hanno coadiuvato. Non solo. Vorrei anche dare un'indicazione, una gratificazione anche ai consulenti tecnici molto importanti, il professor Montisci, l'ingegner professor Vitiello, il nostro investigatore privato Massimo Carraro, che sono stati veramente decisivi nel individuare tutti quegli elementi che poi sono stati fondamentali per l'esito processuale. Luigino De Biasi, compagno di Anica, rivolge il suo pensiero ai figli della donna, ci dice il suo avvocato Fabio Amadio. La prima cosa che mi ha detto è stato: ma adesso chi risarcirà i bambini? E io purtroppo gli ho dovuto dire: allo stato attuale, Luigino, nessuno risarcirà i bambini della perdita della mamma. L'appello di Luigino De Biasi. Visto che il colpevole non c'è, ma c'è una mamma morta, credo, e mi piacerebbe che la procura proseguisse con delle indagini, anche ampliando lo spettro delle indagini. 3 anni fa la tragedia della Marmolada, in cui persero la vita 11 persone, tra loro Gianmarco Gallina di Montebelluna e la compagna Emanuela Piran Bassanese, poi i coniugi Miotti di Cittadella, Davide ed Erika Campagnaro. La memoria deve insegnare, queste sono le parole di Luca Miotti, fratello di Davide. È il 3 luglio del 2022, esattamente 3 anni fa. Sono circa le 13:45 quando un seracco di enormi dimensioni si stacca dal ghiacciaio della Marmolada. Un rumore terribile squarcia la pace di quella tranquilla domenica. 64.000 tonnellate di ghiaccio e detriti rocciosi investono 2 cordate di alpinisti. Per 11 scalatori non c'è scampo, 8 le vittime venete, tra loro ci sono anche Davide Miotti ed Erika Campagnaro, marito e moglie di Cittadella. Che cosa ricorda di quel giorno? L'angoscia, il tempo che non passava mai e la certezza che sarebbero tornati. Purtroppo però non è andata così. Davide ed Erika non ce l'hanno fatta. Hanno perso la vita travolti da quella montagna che tanto amavano. Hanno seguito la loro passione fino all'ultimo. La montagna è meravigliosa, è una cosa che molti amano, però abbiamo capito che va rispettata. Le autorità devono avvertire se ci sono dei pericoli o dei rischi. E mi sembra che in questi 3 anni le cose siano cambiate da questo punto di vista in termini di attenzioni sia dei fruitori sia anche delle istituzioni. Il tema è quello della crisi climatica e della sicurezza e sarà affrontato in un convegno fortemente voluto dal comitato Camminando Insieme a Erika e Davide che si terrà il 4 luglio a Padova. Cercheremo di fare il punto della situazione in termini di sicurezza, perché quello che ci rimane è la memoria. E quindi faremo una riflessione. La montagna è un qualcosa che ognuno forse si porta dentro. Diventa una sfida, quindi sia con gli elementi esterni ma anche con gli elementi interni. Quindi è una ricerca e quindi va promossa. Bisogna stare attenti a come si va in montagna.
Sabato sera poi la terza edizione della marcia in memoria di Erika e Davide a Cittadella. Dalle 20 faremo questa camminata insieme, il più gioiosa possibile, e ci ritroveremo in piazza Piero Bon intorno alle 20 con dei ristori e con un po' di stare insieme. Ricordando naturalmente Davide ed Erika. Sono lì che ci guardano. E 3 anni dopo un gruppo di ragazzi è tornato sul ghiacciaio, tra loro anche Riccardo Franchin, uno dei sopravvissuti del dramma. 3 luglio 2022 era una giornata proprio come quella di oggi, bella soleggiata, calda anche, e difatti salire oggi per quegli stessi posti che sono stati quelli interessati dalla tragedia è stato un mix di emozioni indescrivibile. Per noi la Marmolada è il posto in cui tornare, perché non c'è posto in cui tornare meglio di questo. Sì, insomma, alla luce di quello che è successo, noi la consideriamo la nostra casa. Io ci ho lasciato un pezzo di cuore. Riccardo Franchin il 3 luglio 2022 era sul ghiacciaio della Marmolada quando ci fu il crollo di un seracco che travolse 11 persone uccidendolo. Lui miracolosamente si salvò, ma quel giorno perse i suoi 3 compagni di cordata, Paolo Dani, Filippo Bari e Nicolò Zavatta. 3 anni dopo Riccardo è tornato nei luoghi della tragedia insieme all'associazione Un Posto in cui tornare, nata da un gruppo di ragazzi in memoria di Nicolò Zavatta. Poter tornarci, ecco, a distanza di 3 anni dalla tragedia è proprio dar valore a quello che è il nostro motto, cioè creare qualcosa di bello da una tragedia, da una cosa che ci ha colpito profondamente, con la scomparsa di un nostro amico, di Nicolò. Il ritorno in montagna è stato naturale, racconta Riccardo, ed è successo in tempi relativamente brevi rispetto alla tragedia. Non ce l'ho assolutamente con la montagna, non la ritengo colpevole di quello che è successo, ma sappiamo che siamo noi, insomma, attraverso il cambiamento climatico, che è l'unica causa, insomma, di quello che è successo. Al termine della salita sulla croce di vette i giovani hanno apposto simbolicamente un adesivo dell'associazione. Ad accompagnarli Stefano Cotter del Soccorso Alpino Val di Fassa, il primo ad essere elitrasportato quel 3 luglio sul luogo del distacco. L'impressione più grande che ho avuto è stata l'immensità di questa colata di ghiaccio e roccia, perché ero partito da Canazei con l'informazione di una valanga in Marmolada, anche se mi sembrava molto strano, e invece quando sono arrivato su mi sono reso conto che era qualcosa di più di una valanga. L'obiettivo dell'associazione non è solo quello di ricordare Nicolò Zavatta e la tragedia di 3 anni fa, ma anche diffondere un messaggio di consapevolezza e di sensibilizzazione verso l'ambiente, contrastando i cambiamenti climatici che stanno mettendo a rischio il futuro del ghiacciaio della Marmolada. E avere la possibilità di vedere questi panorami non è scontato, insomma, ecco, poter tornarci, avere la possibilità di poter tornarci fra 10, 20, 30, 40 anni, credo che veramente debba essere un nostro obiettivo. Dopo le tragedie nelle acque del Piave, l'ultima domenica scorsa con la morte di una bimba di 9 anni annegata nel fiume, il prefetto di Treviso convoca i sindaci per studiare le iniziative da mettere in atto. Abbiamo concordato di fare questo incontro e per verificare quelle che possono essere le iniziative da mettere in atto, e le competenze sono ben delineate dalle direttive europee e dalla normativa italiana. La Regione Veneto anche per il 2025 ha confermato che sono balneabili ovviamente il mare Adriatico e i laghi. Nessun altro corso d'acqua è balneabile nella regione, quindi tantomeno il Piave. Detto questo, poi l'applicazione della direttiva con apposita cartellonistica, se mai fosse balneabile, i cartelli che ne indicano la balneabilità, in quali aree eccetera, oppure nel caso come nostro che non c'è il divieto di balneazione, sono di competenza delle amministrazioni comunali. A questo punto occorre immaginare delle iniziative che a mio avviso debbono passare innanzitutto per la verifica di questi cartelli che vengono usati, perché debbono essere anche in lingua non italiana ma in altre lingue, che possano agevolare la conoscenza del pericolo da parte anche di chi non è italiano. Non debbono essere soltanto un generico divieto di balneazione a mio avviso, ma devono anche riportare
esplicitamente il fatto che l'acqua è pericolosa e poi occorreranno delle iniziative di diffusione, di informazione e formazione perché si riesca a far comprendere la pericolosità delle acque del Piave. Investe una ciclista e se ne va senza soccorrerla, è accaduto a Spresiano. Testimonianze e lettori targa permettono ai carabinieri di risalire e denunciare un 48enne. Ha urtato con il furgone la bicicletta di una ragazza di 24 anni che è finita rovinosamente a terra. Invece di fermarsi a soccorrerla, ha proseguito la sua corsa, ma i carabinieri non hanno impiegato molto tempo a rintracciare il conducente del veicolo, denunciandolo a piede libero per lesioni personali e omissione di soccorso. L'episodio in serata in via Carducci a Spresiano, erano circa le 22 quando si è verificato l'incidente, in seguito al quale la ragazza è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Treviso, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Nel frattempo i carabinieri hanno raccolto le testimonianze di chi aveva assistito alla scena, che si sono rivelate fondamentali per risalire all'automobilista insieme alle telecamere di videosorveglianza e ai lettori targa della zona. Tanto che l'uomo alla guida del furgoncino Fiat, un 48enne residente in provincia di Treviso, è stato rintracciato e segnalato all'autorità giudiziaria. Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Onigo di Pederobba, siamo lungo la Feltrina, c'è stato uno scontro, naturalmente ancora da chiarire le cause, lo scontro tra un furgoncino e un'auto che è poi finita in un fossato adiacente la strada e eccola qui l'altra vettura coinvolta. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per i conducenti dei due mezzi coinvolti nel sinistro. Si tratta di una persona rimasta lievemente ferita e nonostante l'intervento, avete visto, dei sanitari del SUEM, non ha voluto essere trasportata in ospedale. Ma le conseguenze più gravi, le vedete, sono quelle al traffico intenso a quell'ora lungo la Feltrina, con la formazione di lunghe code appunto dovute ai rilievi da parte delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente e poi per permettere ai soccorsi a soccorrere appunto le persone coinvolte, ma fortunatamente, lo diciamo, non ci sono stati feriti. La polizia locale di Castelfranco ha ritirato la patente ad un camionista dell'est Europa sorpreso alla guida del suo bilico con un tasso alcolemico di 1,90 grammi per litro, dunque quasi 4 volte superiore al limite consentito. L'uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida in stato di alterazione e intento ad usare il telefono. Nonostante l'inasprimento delle sanzioni entrato in vigore lo scorso dicembre, il fenomeno delle infrazioni legate all'uso del cellulare o all'abuso di alcol alla guida non accenna a diminuire, rileva la polizia. Da inizio anno sono state 77 le patenti ritirate dalla polizia locale di Castelfranco per queste violazioni. Parallelamente si registra un incremento degli incidenti stradali autonomi, come un genitore intento a smanettare con il telefono davanti ad una scuola, così distratto da non accorgersi della presenza degli agenti, e poi un autotrasportatore che ha attraversato una rotatoria tenendo il volante con i gomiti mentre usava il cellulare con entrambe le mani. Primo giorno di applicazione dell'ordinanza regionale sullo stop ai cantieri nelle ore più calde, imprese che si sono adattate e impresari che approvano il provvedimento, ma ora chiedono di modificare i regolamenti comunali sugli orari di inizio lavori. Ci siamo organizzati interni, per fortuna che c'è possibilità anche interno, però il problema sono i rumori, ma i lavori si può andare avanti lo stesso, andando certe ore esterno e certe ore interno. L'ordinanza regionale su caldo estremo e cantieri vista da chi fa impresa edile. Nel primo giorno di applicazione, dalle 12 e fino alle 16, impalcature esterne vuote e operai al riparo dalle alte temperature, ma, secondo gli addetti del settore, inevitabilmente i cantieri fermi comporteranno ritardi nelle chiusure lavori. E se nel contratto ci sono delle penali, gli impresari si chiedono chi le pagherà.
Speriamo che i clienti capiscono che questo problema non abbiamo voluto noi, ma è capitato l'anno che è più caldo degli altri anni. Meglio se all'ordinanza regionale si abbinasse anche la deroga agli orari dei regolamenti comunali. Il problema è più grande dei regolamenti comunali, perché possiamo cominciare un po' prima, magari lavorando fino a mezzogiorno, mezz'ora, dopo andare a casa, però non possiamo fare rumori, non possiamo andare a certi posti prima delle 8:30. Così quello è un po' più problema, credo, che dal caldo. Una soluzione che presto potrebbe essere discussa in Consiglio Comunale. Premesso che gli operai vanno sempre tutelati e che gli stessi imprenditori hanno l'interesse a tutelare i dipendenti, perché trovare manovalanza qualificata, formarla all'interno di un cantiere non è una cosa semplice, sono investimenti importanti che fa un imprenditore. E questo è un piccolo lockdown che succede, come è avvenuto allora che c'è stato un blocco dei lavori e le imprese sono state tutelate. Qui si deve trovare la formula per tutelare le imprese. In attesa che la politica corregga il tiro, come sempre l'impresa si adatta, ma non ferma l'attività per non pesare sugli ammortizzatori sociali. Il problema c'è, non è che loro abbiamo altre alternative, se no usiamo tutti a cassa edile, ma non è giusto perché il lavoro c'è, non possiamo lavorare interno in qualche modo. Sono due comunità sotto shock, quella di San Pietro di Feletto e di Conegliano, per la morte di Bruno Rossi, imprenditore 57enne, morto ieri mentre si trovava in vacanza in Sardegna nella spiaggia di Luimposto a San Teodoro. L'uomo era entrato in acqua per fare un bagno quando è stato colto da malore, forse provocato dal caldo e dall'afa. La tragedia si è consumata davanti agli occhi della moglie dell'imprenditore. Immediati sono arrivati i soccorsi che hanno iniziato le operazioni di rianimazione, ma per Rossi non c'era più nulla da fare. Molto conosciuto a Conegliano e a San Pietro di Feletto, era stato membro del CAI, grande appassionato di montagna, lascia 2 figli. La vicenda di Giuliano De Seta, morto durante lo stage nell'alternanza scuola-lavoro. Il processo si è chiuso con 2 patteggiamenti e con l'archiviazione di 2 posizioni. Una tragedia che si era consumata durante le ore di alternanza scuola-lavoro all'ABC Service di Noventa di Piave. La vittima giovanissima, Giuliano De Seta, 18 anni, di Ceggia, al suo primo giorno. Il ragazzo rimase schiacciato da una pesante lastra di metallo. Il processo al Tribunale di Venezia si è chiuso con 2 patteggiamenti: 2 anni al titolare dell'azienda 39enne di Salgareda ed 1 anno e 4 mesi al 59enne responsabile della sicurezza. Per entrambi pena sospesa. Archiviate invece le posizioni della preside dell'ITIS Da Vinci di Portogruaro, l'istituto che frequentava Giuliano, e del tutor scolastico. Era stata archiviata anche la posizione dell'operaio che affiancava il giovane che lo guidava al momento dell'incidente, ma la famiglia della vittima si è opposta e in ottobre si terrà una nuova udienza davanti al GIP. I genitori del fratello vogliono sapere la verità sulla morte di Giuliano. Chiederemo un supplemento di indagine, spiega l'avvocato Luca Sprezzola. Finora si è capito che ciò che ha portato alla morte di Giuliano è stato un agganciamento del gancio del carro ponte al mezzo che si è ribaltato addosso a Giuliano. Ancora da indagare è come ha fatto questo gancio accidentalmente ad agganciarsi al mezzo e a cadere addosso a Giuliano. A metà settembre aveva iniziato lo stage scuola-lavoro all'interno della BC Service specializzata nella piegatura dei metalli. Era il 16 settembre 2022. La disperazione della famiglia da quel giorno. Da quando è successo l'evento chiaramente i signori sono sempre provati, non potranno mai dimenticare un evento così drammatico. Fortunatamente cercano di investire le loro energie in eventi atti a ricordare la memoria di Giuliano. Dopo la morte di Giuliano e di altri giovani, qualcosa è cambiato. Cambiata la normativa sia a livello di INAIL, perché adesso c'è una tutela anche nei confronti degli studenti in alternanza scuola-lavoro, sia e soprattutto in tema di sicurezza sul lavoro. Sono state emesse delle norme che prevedono insegnamenti preventivi agli studenti nelle ore di scuola, proprio per cercare di approcciarli in modo migliore ai luoghi di lavoro. È stato un incontro molto positivo, così Christian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, dopo il faccia a faccia di ieri a Roma con il sottosegretario alla giustizia Ostellari.
Inizia, a parole sue, io le ripeto, ha detto possiamo dire che inizia una collaborazione col Ministero di Grazia e Giustizia, nel senso che ha spiegato che raramente le persone con questa tenacia, purtroppo, o una rottura di scatole, mi permetto di dirlo sempre, sono arrivate fino a lì per trasmettere l'ansia, le paure della gente, e quindi ha detto perché non iniziamo una vera e propria collaborazione. E questo è il risultato più significativo raccolto dal presidente di Furti in Corso nell'incontro a Roma con il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Un'ora e mezza di faccia a faccia servito ad Emma per presentare al senatore le richieste che arrivano all'associazione da parte dei cittadini esasperati dai colpi in abitazioni e negozi, tra tutte quella di un inasprimento delle pene per chi commette questi reati. Perché abbiamo chiesto fondamentalmente di aumentare il livello della pena per i furti in abitazione. Perché? Perché ad oggi si arriva a 4 anni e quindi con la decurtazione della pena e via dicendo alla fine non si va un po' in galera. Mentre se arrivavamo ai 6, cosa che comunque il senatore aveva già in programma, si può, con gli sconti di pena, andare finalmente in galera anche per loro. Abbiamo cercato di organizzare un qualcosa per poter trasformare il classico furto in casa direttamente in rapina, e allora lì si andrebbe ancora più su, perché secondo noi, di furto in corso, ma in realtà è il cittadino che lo diceva, ogni volta che qualcuno ci entra in casa, ci trova e ha anche un cacciavite in mano, un piede di porco, qualsiasi cosa, a nostro parere può essere considerata rapina con un'arma impropria. Il sottosegretario, che in tal senso aveva già iniziato a muoversi, ha aperto all'ipotesi che siano i ladri a risarcire i cittadini per i danni subiti durante un furto. E allora abbiamo detto no, costringiamolo a lavorare, socialmente utile o meno, viene anche pagato, ma quei soldi vengono bloccati e vengono restituiti a noi per i danni che ha fatto. Quindi se paga con del lavoro, probabilmente la prossima volta ci pensa a farmi 4-5 mila euro di danni. E anche su questo frangente, visto che lui aveva già iniziato un'idea, era estremamente interessato. Ostellari ha poi invitato Demma ad organizzare tra fine settembre e inizio ottobre un incontro con sindaci e dirigenti scolastici, al quale, ha assicurato il sottosegretario, saranno presenti i rappresentanti dei Ministeri della Giustizia, dell'Interno e della Pubblica Istruzione. Prendiamo la parte della baby gang con l'educazione dei ragazzi, i cittadini per la parte del Ministero degli Interni e del Grazia e Giustizia, e forse potrebbe essere veramente l'unica grande occasione, posso dire, nella storia dove i cittadini incontrano i ministeri direttamente. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Nel pomeriggio c'è stato l'atteso incontro a Cassugana tra il sindaco Mario Conte e i rappresentanti delle associazioni di commercianti che avevano sottoscritto la petizione con 140 firme per chiedere al comune maggiore attenzione nei confronti del commercio in città. Ebbene, durante l'incontro, che è stato giudicato più che positivo dagli esercenti, è stata presentata una nuova lettera firmata da altri 70 commercianti. Siamo soddisfatti di quello che è stato il risultato finale, perché non solo ci ha trovato uniti tra presidenti di associazioni del commercio di Treviso, ma dopo varie valutazioni abbiamo scoperto che viaggiamo tutti sulla stessa barca, anche con l'amministrazione comunale, quindi grandi riscontri e fortunatamente tanti progetti concreti a breve termine. Avanti con Vettoretti. Avanti con tutti quelli che vogliono darci una mano. Abbiamo discusso anche dei progetti, ci saranno dei progetti più avanti, però siamo d'accordo, ecco, avanti con l'amministrazione comunale. Abbiamo parlato, abbiamo discusso, però abbiamo anche capito che c'è una mano. Adesso abbiamo anche eventi importanti che stanno arrivando, quindi verranno alimentati un po' di più. Con la buona volontà di tutti quanti, insomma. E anche i cantieri non vi hanno dato una mano, però siamo quasi al punto di chiusura. No, assolutamente, anzi ne sono stati aperti talmente tanti, questo purtroppo è il periodo Covid non ha aiutato, perché erano idee già messe in atto pre-Covid, per cui l'amministrazione ha scaricato a terra una marea di progetti interessanti, sono tutti progetti assolutamente importanti che valorizzeranno la città, però hanno penalizzato l'ordinario quotidiano e ci hanno messo tante volte in difficoltà quartiere per quartiere. Un po' alla volta queste cose verranno opere completate, per cui siamo solo che fiduciosi. Presidio davanti ai cancelli dell'azienda Previ Medical Previnet di Preganziol dopo l'apertura dello stato di agitazione. La Filcams CGIL di Treviso chiede all'azienda di aprire un tavolo di confronto serio per discutere una serie di questioni, da ultima il blocco del piano ferie, 600 i lavoratori del centro direzionale.
Riteniamo che sia molto grave la situazione attuale in azienda perché la direzione si rifiuta di discutere con le lavoratrici e i lavoratori di alcune urgenze che si riscontrano all'interno di questo polo logistico e in particolare all'interno di Previnet SPA. Urgenze che riguardano una redistribuzione economica a fronte della chiusura del bilancio 2024 che chiude con un utile di quasi 30 milioni di euro, la carenza di personale perché nel corso degli ultimi 8 mesi si sono dimesse da questa azienda circa 120-130 persone e i carichi di lavoro sono aumentati per tantissimi altri lavoratrici e lavoratori. A tutto questo l'azienda non vuole discutere e si sta rifiutando nel dialogo con le organizzazioni sindacali. Al via sabato i saldi estivi, le svendite proseguiranno per due mesi fino al 2 settembre. La spesa media pro capite stimata da Federmoda sulla base di un sondaggio veneto che intervista 600 consumatori sarà di 228 euro per l'abbigliamento e 168 euro per borse e accessori, in linea con le previsioni dell'anno scorso. Si stima che il 69% sceglierà i negozi fisici di prossimità, mentre il 31% si affida all'e-commerce. In un quadro socio-economico difficile, afferma la presidente di Federmoda, Beatrice Paludetti, è positivo il fatto che il 67% dei trevigiani intervistati affermi di voler spendere quanto o più dell'anno scorso e di voler destinare il 48% dei loro acquisti verso l'abbigliamento e il 36% verso la calzatura. Il momento dell'inizio saldo è ancora un passaggio fondamentale del processo di acquisto che nella ritualità che porta con sé esprime fiducia e promette futuro. A Santa Caterina la serata con cui l'Ascom ha festeggiato i suoi 80 anni in città, protagonista Marco Goldin che ha illustrato i contenuti della mostra che aprirà a novembre proprio nel museo. L'auspicio è che faccia da volano ad un rilancio della città di cui beneficeranno anche bar e negozi. Ormai che abbiamo aperto il call center per le prenotazioni, abbiamo percepito molto chiaramente che la gente ha voglia di tornare a Treviso perché la gente ricorda quella grande straordinaria stagione e ci sono persone che non sono più tornate a Treviso da allora, quindi vuol dire che sono passati più di 20 anni e quindi questa è sicuramente una bella cosa. Ci immaginiamo che tipo di memoria sia stata quella delle mostre di Casa dei Carraresi. La mostra da Picasso a Van Gogh, in arrivo il 15 novembre al Museo di Santa Caterina, sta muovendo già un significativo interesse. Lo conferma il curatore Marco Goldin, che proprio a Santa Caterina ha raccontato la nascita di questa nuova avventura culturale agli iscritti dell'Ascom nella serata voluta per festeggiare gli 80 anni dell'Associazione Commercianti, con cui si procede su un percorso a doppio binario per dare alla città nuova vitalità di cui beneficeranno innanzitutto proprio bar e negozi. Questo si fa passando per un bel progetto culturale. Io non dimentico mai di dire questa cosa perché certamente è importante il mondo del commercio, però questo avviene se tu fai un bel progetto che faccia venire la gente a Treviso. Senza questo ovviamente nulla sarebbe accaduto e nulla accadrebbe in realtà. Evochiamo anche qui una stagione che ha fatto grande Treviso, quella delle grandi mostre, e un binomio che abbiamo lanciato in quel periodo, che ha lanciato il turismo in città e ha lanciato appunto cultura e commercio. Su cultura e commercio abbiamo lavorato molto e abbiamo stretto un forte senso di comunità e per noi questo è importante, è il modo per noi per essere pronti per i prossimi 80 anni. Treviso torna nel carnet degli appassionati d'arte a livello nazionale con la mostra Santa Caterina a fare da volano. Non è solamente un aspetto culturale che per noi è fondamentale, è che sarà richiamerà un sacco di turismo e questo significa alberghi, ristoranti, il commercio comunque avrà un ulteriore impulso in tutto questo e questa è ancora una volta economia di territorio. Lungo il Sile a Sant'Elena di Silea da 30 anni esiste un'area gestita dalla Lipo e dedicata alle diverse specie di uccelli e da diversi anni è il rifugio delle cicogne. Quello che abbiamo sentito adesso è il bill clattering, cioè il battito del becco, che nella cicogna bianca, essendo un uccello che praticamente è muto, ha la funzione di linguaggio. È solo uno dei tanti momenti naturalistici dell'Oasi Lipo a Sant'Elena di Silea. Un'area a ridosso del Sile, dove le cicogne bianche trovano rifugio sicuro per nidificare nel loro continuo volare tra continenti. Uno storico volare che le associa alla nascita dei bambini.
Le cicogne hanno una migrazione che dall'Africa li porta in Europa per riprodurre a marzo-aprile. Quando ancora l'Italia era un paese freddo, a marzo le temperature erano abbastanza rigide e quindi nelle famiglie dove nasceva un bambino si accendeva il caminetto per scaldare il focolare domestico. Ecco che le cicogne andavano a scegliere i comignoli dove usciva il vapore caldo del fuoco e quindi si diceva che la cicogna avesse portato il pargolo alla coppia dei giovani genitori. È uno degli aneddoti che vengono raccontati durante le visite guidate alla voliera ma anche all'area a ridosso del Sile. Questo centro è importante perché è uno dei centri creati dalla LIPU in Italia per introdurre dapprima la cicogna bianca che era sparita totalmente dai nostri cieli italiani. Supporti dedicati sopra ma anche dentro alle voliere che non sono una prigione per le cicogne. Alcune cicogne sono in voliera e dovranno restare per sempre perché sono vittime delle opere dell'uomo. Sia quelle di carattere antropico, cioè le linee elettriche, possono essere, adesso diciamo sempre meno perché anche l'Enel è molto disponibile a fare degli interventi sulle linee. E poi, nonostante che l'animale sia super protetto dalla legge, ancora oggi accadono dei casi di bracconaggio. Una cicogna in voliera proviene dalla Puglia dove qualcuno con fucile gli ha sparato. Tante le iniziative organizzate dalla LIPU per sensibilizzare il rispetto per queste e tutte le altre specie che volano sui nostri cieli, come l'appuntamento di Ferragosto per la festa per le cicogne. Specie che ha un'altra particolarità, le coppie sono fedeli per forza. Devono per forza essere fedeli perché la nidificazione gli porta via molte risorse e quindi solamente una coppia fedele riesce nel suo compito. Meglio che non gli umani, insomma. Diciamo che abbiamo tante cose da imparare dal mondo animale. Il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Preoccupano i temporali previsti nel fine settimana. La statale 51 da Lemagna resterà chiusa al traffico proprio per questi timori. Non ci sono le condizioni per garantire la sicurezza degli automobilisti. Cancia, Croda Marcora, due frane che non fanno dormire sonni tranquilli né agli abitanti né a chi ne deve tutelare l'incolumità. Non ci sono state per fortuna vittime, a farne le spese è stata invece soprattutto la strada statale 51 di Alemagna, invasa da 4 metri di detriti, ora ripulita, ma ancora interrotta al traffico ordinario. La situazione è stata discussa presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Belluno, presenti gli organi competenti e tutti i sindaci della Valboite. Si è deciso di mantenere, sulla base delle attuali condizioni che non garantiscono la sicurezza nella transitabilità della strada, la chiusura della strada stessa per un periodo che è coincidente per circa 2 settimane. 2 settimane è il tempo necessario per reperire i sensori necessari, collocarli in tutti i punti critici o sospetti, collegarli con gli allarmi e i sistemi semaforici che impediscano, in caso di nuovi rischi, l'accesso stradale alle auto. 2 settimane per fare degli interventi urgentissimi per mettere in piedi dei sistemi di monitoraggio nel corpo frana, pluviometri, inclinometri e altri strumenti. Noi dobbiamo acquisire il tempo necessario per cui un inizio di movimento a monte ci consenta di arrivare a interrompere la circolazione prima che questo movimento che è iniziato, se dovesse poi concretizzarsi in una colata detritica, possa raggiungere la sede stradale. Le idee sono chiare, noi come provincia abbiamo messo in atto quello che potevamo fare. Ci vogliono alcuni giorni, alcune settimane, perché bisogna reperire il materiale, non è un materiale che reperisci sul mercato facilmente, però le idee sono chiare di come affrontare il monitoraggio e il sistema di allarme che dopo verrà passato all'ente competente che è ANAS. Gli allarmi serviranno ai residenti per rifugiarsi ai piani alti delle proprie abitazioni, mentre il traffico proveniente da valle verrebbe fermato già a Tai. L'obiettivo principale è ridurre le tempistiche, creare una sorta di automatismo che porti le persone a fermarsi direttamente a Tai senza poi avanzare verso la Valboite per poi trovarsi davanti alla frana. Questo è quanto. E quindi lasciare passare soltanto quelli che devono comunque fermarsi prima della frana perché hanno un'attività, perché hanno una casa. Chiaro, sicuramente gli abitanti del posto, sì.
A Cortina si può arrivare, l'amministrazione comunale in questo senso desidera rassicurare cittadini, visitatori e operatori turistici. Contrariamente a quanto riportato da alcuni, la viabilità è garantita attraverso il passo Tre Croci, passo Giau, Valpusteria. L'unico temporaneamente interrotto è quello a sud dalla Valle del Boite a causa appunto della chiusura della strada statale 51 di Alemagna, da ieri agibile ma solo per i mezzi di soccorso. Per questo motivo viene sottolineato, è fondamentale che vengano diffuse informazioni chiare e corrette in modo da evitare disagi o incertezze, visto che con una corretta pianificazione del viaggio è comunque possibile accedere agevolmente alla località. Salvataggio per un pilota di parapendio. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è stato inviato sul Monte Piazza Lamon, dove per salvarsi a causa di problemi di volo l'uomo aveva aperto il paracadute d'emergenza. L'elicottero ha individuato la vela sospesa sulle rocce, ha sbarcato medico e tecnico di elisoccorso con un verricello dietro un costone per non smuoverla con l'aria del rotore. I soccorritori si sono avvicinati lungo un ripido pendio raggiungendo il pilota, un 43enne del Cile, che si era sganciato spostandosi in un punto sicuro. L'uomo è stato issato a bordo e portato a Fonzaso. Importante patrocinio per il Palio di Feltre, l'investitura arriva direttamente da Roma. Sbarca a Roma il Palio di Feltre e lo fa per incassare il patrocinio del Senato della Repubblica. È un percorso straordinario quello del Palio e quindi che il Senato lo patrocini è per me motivo di grandissimo orgoglio, ma anche la soddisfazione di aver fatto capire quanto importanza è questa manifestazione sia a livello culturale ma anche a livello turistico. Nuovo lustro quindi per la sfida tra Portoria, Duomo, Castello e Santo Stefano. Ovvia la soddisfazione dell'amministrazione comunale. Il Palio rappresenta, come è stato sottolineato, un ponte tra le radici storiche e la vitalità del presente. Anche quest'anno la manifestazione, ed in particolare la corsa dei cavalli in Pra del Moro, programmata dopo le 17 domenica 3 agosto, verrà trasmessa in diretta dalla nostra emittente. C'è comunque chi guarda già oltre, pensando a qualcosa che di Feltre è il simbolo, il castello di Alboino. Penso sempre che ci sia sempre da far crescere e da darci obiettivi nuovi. Oggi festeggiamo il Palio, festeggiamo il patrocinio del Senato, festeggiamo questi momenti importanti di convivialità ma anche di storia, ma dobbiamo metterci davanti degli obiettivi, perché con gli obiettivi noi cresciamo, perché dobbiamo alla fine far crescere sempre di più il territorio e attorno al Castello di Feltre e al Palio possiamo fare veramente grandi cose. Adesso però il buon risultato è nelle mani di chi, da quando finisce un Palio, comincia immediatamente a progettarne il successivo. È anche un buon lavoro, un auspicio per il futuro, perché sappiamo che dobbiamo creare continuità a quanto è stato fatto, dobbiamo continuare a proporre una manifestazione capace di coinvolgere la comunità locale, capace di valorizzare a livello turistico il territorio, capace di offrire eccellenza a chi si approccia a questo evento. Siamo in chiusura, come sempre vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.